Ah no, No, beh, questo no, per me è no. molto autorevole. No, io ti dico che posso dire una sola parola e poi magari ne E mi è parleremo scritto meglio a voce. allucinante. Ah, ma no, ho avuto una parola ancora più chiara, un puttanaio. Cioè, proprio no, 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 ma proprio no, Sai no, che non ti no, aspettavi? no. Cioè, io posso aspettarmi che certe cose avvengano in privato, no? Perché ognuno fa assolutamente quello che vuole. Penso che non ci siano problemi se uno da adulto, no? Con un altro adulto, per carità, fai pure. Il problema è che avvengono in maniera assolutamente sfacciata, disinvolta, davanti a tutti. Poi è così. Ieri sera la serata era Cioè, eri particolarmente... tranquilla? O Ma guarda, io sono o tranquilla perché relativamente? nessuno mi ha messo in difficoltà in nessun modo e quindi questa è una cosa buona, nel senso che non è che io No, ah no. dovessi fare o mi è stato dato a intendere che, cioè no, io ero tranquilla, però per darti un'idea fai conto, noi siamo, cioè, non c'è nessun genere di controllo, anche solo il fatto di vedere certe cose può metterti in difficoltà. Forse lui pensa che tu sappia cosa vai a fare, ma perché magari nel caso di tutte loro è vero, no? Ma scusa una cosa, ma tu non eri stata così, diciamo, preparata da Allora, qualcosa? no, in realtà no, fino a un certo punto, nel senso che lei mi aveva detto, ah, non ti scandalizzare, vedrai, dai un po' di tutto, ma io pensavo di vedere o delle avance o della disponibilità, che poi però si sarebbe concretizzata in un altro posto. Cioè, capisci che se io vedo uno che ammicca o una che dice dai, 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 che ne so, è un conto, no? E poi io vedo un bacio, è un altro discorso. Se poi io non ne vedo uno, ma ne vedo 20, Poi tu dici, se tanto, voglio dire, uno lo spazio c'è, ti immagini che quello, piuttosto brava, brava, uno brava, va a farsi i fatti suoi da un'altra parte, brava, dici. brava. È questo che io non mi sono spiegata, il perché di questo butta su collettivo e appunto a giro, no? Se posso dare un bacio a una come a un'altra, ma così ripetutamente e ti ripeto davanti a tutti, senza che abbia un senso, perché allora qui c'è l'ostentazione, c'è il voler far vedere che lo fai, secondo me. E in questo ci deve essere, alla fine, questa è una persona comunque molto molto grande, si potrebbe quasi dire adesso non anziana, ma insomma, dire, a una certa età. Quindi, insomma, non dovresti avere più certi... Ma così non no, dovresti viverla in questo no, modo, anche queste perché cose. aspetta, vorrei sottolineare che il livello di bellezza piuttosto che simpatia o intelligenza non era da 10 lode, cioè non tutte sono, c'è la disperata venezuelana che non parla una parola e che ha dei vestiti allucinanti, cioè neanche da dire che Non so, sono tutte... 10 non è che belle dici... ragazze ma anche fini, cioè perché una bella, sì. la Nicole va bene che ha una certa bellezza molto appariscente, però è una persona che si sa vestire anche in modo fine, no? E ieri sera infatti era vestita fine. Io posso essere meno bella, ma comunque ho un certo tipo di modo di fare, comunque fine. Sì. E invece no, c'erano dei soggetti Un spaventosi, livello basso, insomma, un livello da cose che molto basso. vedi in televisione, insomma. No, ma Sì. c'erano soggetti di quell'ambiente, ti posso citare la Cipriani. Ma tu, cioè, appunto, hai detto ci ho parlato, ma ti sembrano ragazze tutte sceme, tutte pazze, tutte furbe, tutte... Molte A disperate. parte l'invidia, che vabbè, Sì, 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 no, io tanto non ce l'avevo perché nei loro confronti ero esterna e sapevo che era quella volta e poi basta. E siccome più o meno lo dicevo, ma si capiva, cioè io ero l'unica con... Stavo bene perché avevo messo i pantaloni quelli a vita alta con una camicia diversa, un po' scollata, comunque ero truccata. Non è che adesso ero una suora, però ero diversa da loro perché alcune erano proprio, ti ripeto, molto televisiva, molto, molto cubo, quindi ero comunque diversa. C'erano solo altre due ragazze con i jeans e un'altra con un pantalone, poi tipo 15 in mini abito. Quindi sai, già quello ti fa un po' capire, no? No, non tutte stupide, ce n'erano un paio con cui ho parlato e anche quelle che poi hanno avuto l'atteggiamento più contenuto dopo, e che però una viene dalla Romania, ma non so, cioè, è da tantissimi anni qua in Italia, nel senso che non è che le senti l'accento, no? Adesso proprio sono arrivata ieri.
però sai, molte brasiliane, venezuelane, ti dico, poi integrate, Mm. mentre con le zoccolissime io non ho proprio parlato, non mi sono confrontata Sì. perché lì è una questione di essere proprio, da che Sì, sei sì, sulla strada, lì hai fatto il salto perché, però ecco, quello non ho parlato. Ma queste secondo me lo fanno per soldi, ti dico la verità. tanto ne gireranno un sacco. Sì. Ma te lo posso dire tranquillamente per farti capire, ripeto, io sono arrivata e si è entrati direttamente in questa stanza e appunto ci si rivolge con appellativi amore tesoro e lui risponde ciao Sara, Francesco, Antonella, ah ci sei anche tu, la ragazza dalle 2 lauree, piacere, siccome so che ti piace il francese, enchanté di qua e di là, quindi questo è stato l'approccio, cioè amici miei, no, io mi ero studiata tutto, buonasera, di qua, di là, come mi rivolgo, gli do del voi, faccio l'inchino, sto par di coglioni, capito? Beh, perché quindi le persone ovviamente gli danno del tu. Sì, ma perché non saprebbero coniugare i verbi a una diversa persona, molte. Vabbè. E poi perché loro stesse si pongono così. Cioè, proprio cioè, no, ma sono persone anche molto limitate, ti dico, io comunque se vedo un personaggio di rilievo, il produttore Certo, anche solo per rispetto, del dai. cinema, mi sono andata a presentarmi, e gli ho detto piacere, molto lieta, cioè lui mi ha guardato come quasi, e lì però rischiavo di essere fuori luogo, perché se loro vogliono essere liberi di fare i cretini e vedono una che si presenta in un certo modo, quasi si chiedono... Il paradosso proprio! Sì, Paradosso! si sentono imbarazzati, io ero imbarazzante. Pensa a te. Io ero imbarazzata. Ma la tua compagna era tranquilla? No, 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 no. Lei stessa si è prestata assolutamente al gioco. Io poi ne ho parlato e lei è molto tranquilla, nel senso che la Niki non è una che ti dice le puttanate o si nasconde dietro un dito, altrimenti non mi avrebbe portato. Quindi io questo l'ho apprezzato alla fine. Beh, lei poteva Si è esposto, evitare, insomma. sicuramente le poteva evitare e ciao. Quindi evidentemente per le persone ne vale la pena, per alcune, no? Per soldi prestarsi certe cose. Per me neanche per tutto l'oro del mondo. Io per esempio non pensavo che ci fosse un sistema a fine serata, chiamiamolo di ringraziamenti e congedi, in cui tu ricevi qualcosa. A tutte le persone, tutte le volte, anche se sono già andate. No, brava, non a tutte. No. Sua discrezione, come del resto un padrone di casa, no? Su tutto, diciamo, può avere preferenze e gusti, ad un certo punto, ti dico, questo è stato l'approccio dell'inizio in cui mi ha detto quelle due cose, ha cantato questa canzone in francese. Poi basta, perché io non ho più rivolto la parola, dopodiché sono stata chiamata con la Nicole, però in disparte nel suo ufficio, ah, come sei stata, come non sei stata, e appunto ho detto no, non è il mio stile, e lui mi ha detto guarda, vorrei darti un contributo per i tuoi studi, questo è quanto, io lì, siccome io non ho fatto niente di male, e siccome mi viene detto avrei piacere di aiutarti negli studi, perché la Nicole mi dice che studi, sei una brava ragazza, tieni, io lì ho detto grazie, ho preso e sono andata. E quando mi è stato detto, ah ma non mi ringrazi, tipo una battuta, che però ho capito benissimo a cosa si riferisse, ho detto no. Cioè, nella serie il mio ringraziamento è dire grazie, anche perché altrimenti, no, questa cosa te la puoi tenere. Se tu mi dici che mi aiuti per gli studi, guarda, fai pure. E visto che non mi hai chiesto niente e che io non tornerò mai più, no? Quindi per dirti che... Ti giuro che non riesco a immaginarmelo. No, è una cosa anche abbastanza, cioè un'altra, cioè torna anche la volta dopo, sono sicuro, No, anche perché, cioè non sto, cioè è un, diciamo quest'anno non ho avuto la borsa di studio e l'ho avuta lo stesso, per intenderci. ah, quindi non era un regalo, diciamo. No, 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 no. Quello l'hai accettato, quindi. Come ti ho detto, accettato il resto. ma tu immagina, io a parte che non ho avuto tempo di pensare, devo dire la verità, infatti oggi ero un po' in difficoltà da sola, perché io non me lo aspettavo, cioè anche lì non ero stata preparata.
Quindi tu immaginati che vieni chiamata per essere salutata e ti viene porta una cosa, porgere, ti viene porta una cosa? Non si dice. Boh, una cosa che ovviamente è chiusa, non è che è visibile. Tu non sai esattamente il contenuto, però capisci che cos'è perché se uno ti dice un sostegno per i tuoi studi, non sono caramelle.